Bentornati, nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, una condizione instabile che caratterizzerà il tempo nel corso dei prossimi giorni per quanto riguarda il nord e soprattutto sulla Liguria orientale, anche sull'Emilia occidentale e poi sull'Alta Toscana. Andiamo a vedere la configurazione che invece si creerà nel corso dei prossimi giorni. Come vedete, questa l'ottica che compare sui modelli, un freddo polare che rimane situato soprattutto sulla Scandinavia, ma che tenderà poi a scendere a partire dal weekend fin verso le nostre aree, fin verso il nord Italia. Scivolerà una piccola area depressionaria sui Balcani che porterà un netto calo termico soprattutto sul versante adriatico, ma al momento con scarse precipitazioni. Questa è una tendenza con rinforzo poi dell'alta pressione verso il polo nord. Questa è la configurazione per la giornata di martedì. Come vedete, una veloce perturbazione che fin dalla nottata porterà della instabilità soprattutto sul nord-est, anche sulla Lombardia, specie quella orientale, e poi anche ovviamente sulla Liguria, sull'Alta Toscana. Questa perturbazione sarà rapida, si attenuerà già dal pomeriggio e avremo delle schiarite più ampie. Per quanto riguarda il resto dei settori dell'Italia non assisteremo a chissà cosa, ma qualche locale precipitazione potrà avvenire solamente sulla campagna. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, ovviamente una fase un po' più stabile su gran parte dell'Italia. Assisteremo solo durante la serata a qualche fenomeno in intensificazione sulla Liguria e a un aumento della nuvolosità ulteriore anche su tutto quanto il nord per l'avvicinamento di quella saccatura che vedete attualmente tra la Francia e la Spagna, che continuerà a avvicinarsi sempre di più per la spinta di correnti occidentali, che ovviamente raggiungerà il nostro settore nella giornata di giovedì. E come vedete avremo veramente un deciso peggioramento con una perturbazione interessante proprio sulla Germania, che porterà ad una discesa di ulteriore aria fredda abbimatrice polare e dunque delle piogge tra la nottata e la mattinata soprattutto sul nord-est e sempre sugli stessi settori. Ovviamente lo vediamo anche queste grafiche sulla Liguria, anche qui sull'Alta Toscana in modo particolare. Sul resto dei settori sentiremo solo di qualche piovasco sul versante tirrenico, mentre altrove praticamente nulla, con più schiarite. In sostanza, per quanto riguarda la giornata di venerdì, vi faccio appunto vedere questa grafica che avremo delle correnti via via più miti sull'Europa occidentale, tenderanno a bloccare praticamente le perturbazioni atlantiche e invece farà affluire la discesa di correnti più fredde di matrice polari che andranno ad influenzare soprattutto i Balcani e schiveranno in poche parole il versante adriatico, che risentirà solo di qualche piovasco sparso e di un calo termico più netto a partire dalla serata, e risentiremo infatti di temperature in netto calo nel weekend che finiranno addirittura sotto la media stagionale soprattutto sul nord-est e tutto quanto il versante adriatico, che risentiremo poi. Questa è una tendenza ancora da confermare dal 12 a un bel cambiamento, perché assisteremo a un flusso di aria molto più freddo, una circolazione che continuerà a mantenersi da est, quindi anche forti venti di bora, e a una possibile formazione di un minimo depressionario proprio tra le due isole maggiori, quindi sul basso Tirreno. Un'instabilità in ulteriore aumento questa volta al centro-sud, con l'influenza, come vi dicevo, delle isole e poi probabilmente tutto quanto il medio-basso Tirreno. Una tendenza ancora da confermare. Per quanto riguarda il nord arriveranno delle deboli nevicate solamente sulle zone prealpine e su quelle alpine attorno ai 400 metri di quota. Questa è la tendenza da confermare ovviamente, ma nel corso dei prossimi aggiornamenti vi farò sapere. Buon proseguimento.